Presidente, siamo qui al Teatro Pirandello per un sopralluogo che lei sta facendo per l'organizzazione del futuro convegno internazionale che terrete proprio qui a Agrigento in occasione di Agrigento 2025. Ecco, so che i lavori sono in corso, se ci può aggiornare e anticipare qualcosina. Sì, allora vi posso dire che il 21 marzo alle 15 al Teatro Pirandello il mondo dell'ingegneria e non solo, tutto della cultura sarà interessato da un evento storico, perché avremo tutti i principali enti che si occupano di mobilità a livello regionale e nazionale a discutere di come possiamo uscire dal gap infrastrutturale, questa parte sud-occidentale Sicilia che si collegherà con il resto d'Europa, quindi come arriveremo per esempio al costruendo il ponte di Messina e agli altri punti di snodo verso il resto d'Europa. Non vi anticipo altro, vi dico solamente che siamo in fase di conclusione della verifica del video che verrà premiato il 21 marzo nel bando di concorso di idee che abbiamo lanciato a livello nazionale, chiedendo a tutti gli studenti d'Italia di immaginarsi di costruire un video grazie all'intelligenza artificiale, facendo rivivere Pirandello, Sciascia, Camilleri, che discutono di come nel 2045 la nostra provincia, questa parte dell'isola, sarà collegata col resto d'Europa. Quindi ne vedremo delle belle. Il 21 marzo segniamo la data perché tutta la città è interessata a venire a questo. Ecco, perché avete pensato ad Agrigento, capitale della cultura, ma diciamo che messaggio si vuole lanciare con la vostra iniziativa? Il messaggio è che ovviamente le infrastrutture sono al centro anche dello sviluppo culturale della nostra terra, questa è una cosa fondamentale, e che se solo facendo squadre, mettendo insieme tutte le intelligenze del territorio, questa nostra provincia potrà svilupparsi sia dal punto di vista turistico che commerciale. Ma ci vogliono anche i fondi, Presidente? I fondi sono sicuramente importantissimi, ma ci vogliono anche le idee e gli uomini che acquisiscono consapevolezza per portare avanti l'idea importante al di là di tutti i proclami e quant'altro.